Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma prima i nostri titoli. Il tasso di disoccupazione giovanile in Calabria è tra i più alti d'Europa e quanto emerge dai dati Eurostat, la percentuale dei giovani senza lavoro si attesta al 52,7%. Il caro carburante pesa sui bilanci delle famiglie in Calabria, la benzina costa 30 centesimi in più rispetto alla media nazionale, l'appello del Codacons al governo. Il Movimento 5 Stelle è costretto ai box nelle storiche elezioni amministrative della città unica Rossano-Corigliano. Sarà presentato ricorso, ma le speranze di ripescaggio sarebbero residue. 2 anziani caduti in un dirupo sono stati salvati dai vigili del fuoco nel Vibonese, il primo intervento a Monterosso, il secondo a Parghilia. Gli Amaranto vincono il derby con la Vibonese e raggiungono l'obiettivo playoff. Successo del Rende a Viterbo, il Catanzaro perde a Siracusa sbagliando 2 rigori. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il tasso di disoccupazione giovanile in Calabria è tra i più alti d'Europa e quanto emerge dai dati Eurostat, la percentuale dei giovani senza lavoro si attesta al 52,7%. Bruxelles ci ricorda, qualora ce lo fossimo dimenticati, che la nostra regione, unitamente a Campania e Sicilia, vanta un primato tutt'altro che lodevole, il tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Europa. La Calabria, non è una novità, ma è giusto ribadirlo, si porta dietro il fardello pesantissimo del 52,7%, se non disastroso, poco ci manca, visto che veleggiamo, si fa per dire, negli ultimi posti della graduatoria tra coloro che stanno peggio. In pratica, su 280 regioni, siamo giù, in fondo. L'Eurostat ci dice ancora che la Calabria ha anche l'11ª percentuale più alta tra i territori europei, anche per quanto riguarda la disoccupazione della popolazione tra i 15 e i 74 anni. Tanto per capirci, la media in Europa è del 6,9%, cose che sappiamo bene, purtroppo, da tempo, ma nonostante i continui richiami a favorire politiche del lavoro, il tempo passa e non si riesce a cavare il proverbiale ragno dal buco. Il problema, naturalmente, non è nato ieri, è figlio delle scelte sbagliate del passato, delle pratiche senza progetto di una certa politica che ha privilegiato l'assistenzialismo, funzionale ad accaparrare consensi, anziché mettere in campo soluzioni vere e durature. Adesso siamo qui, ancora una volta, a prendere nota dell'ennesima graduatoria che ci vede in coda e che preoccupa i cittadini. Ancora una volta, quindi, prendiamo nota di un presente difficile, molto difficile, sperando in un futuro migliore, sapendo bene che senza interventi mirati sarà complicato creare posti di lavoro. E c'è poi la questione del caro carburanti che pesa sui bilanci delle famiglie in Calabria. Pensate, la benzina costa 30 centesimi in più rispetto alla media nazionale. Ce ne siamo davvero accorti tutti, la benzina, il costo della benzina aumenta in Calabria di più rispetto al resto del paese, un'altra maglia nera, un altro triste primato. Nella nostra regione paghiamo 30 centesimi al litro sopra la media nazionale. È un problema sì, per noi operai, per il nostro datore di lavoro, per tutti. Trasporto farmaci è impossibile, io faccio 500 km al giorno e purtroppo bisogna fare il rifornimento del carburante. Ci sono questi ringali e non si può fare a meno. È molto cara, 1,539, è molto cara. Dicevano che la abbassavano ma non ci sono riusciti. Purtroppo devo viaggiare lo stesso, per motivi di lavoro, quindi devo viaggiare, però mi devo arrangiare per così, non possiamo fare a me. Viaggiando spesso in altre regioni si trova effettivamente qualche cosa in meno e comunque negli ultimi giorni stiamo rilevando un aumento del costo del carburante. Io mi muovo per lavoro, se i costi aumentano troppo la difesa è quella che di conseguenza deve aumentare i tuoi ricavi e comunque i prezzi di vendita dei prodotti che vendi tu, ma questo comunque ti toglie competitività, per cui è difficile difendersi da questo. Si è rassegnati, ma le lamentele ai distributori di carburante sono continue. Si lamentano continuamente del rincaro continuo del prezzo del carburante. Si nota che il cliente quando fa carburante e vede il prezzo alto lo fa con diffidenza. Quindi spendono anche di meno? È normale. Ma da cosa dipende questo caro benzina? Questo sono prezzi aziendali alle quali noi ormai non possiamo fare nulla. In autostrada il costo è ancora più alto, ma si cerca di essere competitivi. Qui il prezzo per essere sull'autostrada è abbastanza competitivo.
Per quanto i gestori si sforzino, restano i dati del Codacons secondo i quali l'aumento annuo per ogni nucleo familiare è di 70 euro. Abbiamo fatto una tessera DKV sperando di risparmiare qualcosa. Purtroppo siamo vittime di questo, non lo so, sono i costi diversi dovuti a dei costi aggiuntivi, delle addizionali che magari da altre parti sono più basse e qua sono più alte. Purtroppo noi come facciamo a difenderci? Vediamo il prezzo del carburante e ci fermiamo dove costa meno. Quanto incide su un bilancio familiare? Incide. Uno che viaggia, fa spesso benzina, incide, come no? Incide moltissimo purtroppo. Una vera emergenza per la quale il Codacons scende in campo e chiede al governo di eliminare le accise, tasse che incidono sul carburante come ad esempio il finanziamento, ricorda l'Associazione dei consumatori, per la guerra d'Etiopia del 1935 ed altre tasse che complessivamente ammontano a 73 centesimi di euro per ogni litro di benzina e 62 per il gasolio a cui va aggiunta l'IVA. Insomma, potremmo pagare esattamente la metà. E le cose non vanno certo meglio per la sanità. Pensate, entro il 2025 in Calabria mancheranno circa 1.400 medici. L'allarme è stato lanciato da tempo. Nelle strutture sanitarie manca personale, una situazione difficile destinata a peggiorare nei prossimi anni. Entro il 2025 infatti in Calabria mancheranno 1.400 medici, una carenza di camici bianchi che interessa tutto lo stivale e la situazione si aggraverà con i pensionamenti previsti dalla quota 100, pensionamenti che non riusciranno ad essere compensati alle nuove assunzioni. In particolare un recente studio del sindacato ANAO Assomed ha disegnato una mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione e così per la medicina d'urgenza mancheranno all'appello 245 medici, 63 per anestesia e rianimazione, 51 per la ginecologia, 90 per la chirurgia generale, 150 per pediatria e 90 per la psichiatria. Il Codacons richiama gli allarmi lanciati da tutte le organizzazioni del settore e chiede un incontro al commissario Cotticelli. L'Associazione dei consumatori inoltre ha inviato un'istanza alla Regione Calabria chiedendo di accreditare presso il servizio sanitario gli studi medici privati al pari di quanto già avviene con le cliniche convenzionate che devono operare per sopperire alla mancanza di camici bianchi. Per l'associazione basterebbe apportare le necessarie modifiche alla normativa vigente per consentire a tutti i pazienti di poter accedere in modo più possibile agevole alle prestazioni di cui necessitano, in particolare attraverso l'introduzione della possibilità di ottenere la prestazione sanitaria presso strutture private non accreditate a fronte del pagamento del ticket sanitario regionale oppure in esenzione laddove prevista, al pari di quanto già avviene presso le strutture private accreditate o presso gli enti sanitari pubblici. Le nomine all'ASP di Cosenza, ebbene Cotticelli blocca tutto, il commissario al piano di rientro congela ogni atto. Il commissario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli blocca il reclutamento degli avvocati nelle aziende del servizio sanitario regionale e così la direttiva del generale Cotticelli stoppa la nomina di nuovi dirigenti, avvocati e ingegneri nell'azienda sanitaria provinciale della città dei Bruzzi, deliberata dal neocommissario dell'ASP di Cosenza Giuseppe Fico ad interim con l'ASP di Catanzaro. Certo, il primo provvedimento firmato dal commissario Fico aveva suscitato polemiche e perplessità, visto che riguardava l'assunzione di personale non strettamente necessario oggi ad un'azienda sanitaria come quella di Cosenza, che tra l'altro ha in essere per le medesime figure procedure concorsuali per personale non dirigenziale in virtù della legge sul superamento del precariato, un'azienda dove tra l'altro mancano medici, infermieri, OS, e così la direttiva del generale Cotticelli è una diffida dalla stipula di contratti dirigenziali o immissioni in ruolo di personale non dirigenziale laddove tali figure non riguardino personale ospedaliero in carico a unità operative afferenti il settore dell'emergenza-urgenza. Cotticelli spiega che qualunque autorizzazione eventualmente rilasciata dalla precedente struttura commissariale dovrà essere esaminata e valutata in ordine alla reale necessità e successivamente validata dalla stessa struttura commissariale. Prescrizioni che con la direttiva firmata da Cotticelli si allargano anche ad altre graduatorie in qualunque ruolo o profilo professionale che, se prive di specifica autorizzazione del commissario ad acta, non hanno alcun valore e comporteranno le segnalazioni delle connesse responsabilità dirigenziali ai competenti organi di giustizia penali e contabili.
Il Consiglio regionale nella seduta odierna ha votato all'unanimità un ordine del giorno per impedire l'esecutività del decreto sanità approvato dal Consiglio dei Ministri. L'ordine del giorno impegna il Presidente della Giunta Oliverio e il Presidente del Consiglio regionale Irto ad attuare ogni iniziativa finalizzata a non rendere operativo il decreto che non permette di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie concernenti i livelli essenziali di assistenza. Oliverio ha reso noto di aver impugnato il decreto dinanzi alla Corte Costituzionale. Le prossime amministrative, il Movimento 5 Stelle è costretto ai box nelle storiche elezioni amministrative della città unica Corigliano-Rossano. Sarà presentato ricorso, ma le speranze di ripescaggio sarebbero residue. Sentiamo. È una grana non da poco per il Movimento 5 Stelle, costretto ad osservare dal box le elezioni storiche di Corigliano-Rossano. Una doccia fredda per il movimento che il 4 marzo del 2018 ha fatto il pieno di consensi ed eletti. La commissione elettorale avrebbe riscontrato delle irregolarità. Certo, verrà prodotto ricorso, ma secondo quanto si apprende negli ambienti politici dell'area interessata dalla competizione, sarebbero residue le speranze di ripescaggio. È chiaro che ci sono responsabilità che verranno indagate nelle prossime ore. I vertici del movimento non hanno preso bene l'esclusione, che nei fatti si traduce in un forte ridimensionamento dei progetti politici, più volte enunciati in numerosi incontri pubblici. L'esclusione, insomma, è pesante. Non essere presente fra le forze che si contendono la guida della terza città più popolosa della Calabria, in un'area in cui i 5 Stelle hanno visibilità e forza elettorale non da poco. Sarà interessante capire, qualora non dovesse essere accolto il ricorso, come si comporteranno gli elettori del movimento, su quale dei progetti politici in corsa concentreranno la loro attenzione. E c'è il rischio che gli elettori di Oriolo e Monte Giordano nel Cosentino il prossimo 26 maggio non possano votare per eleggere il loro sindaco e rinnovare i consigli comunali. La sottocommissione elettorale circondariale di Cassano, riunitasi nell'ufficio elettorale del comune di Cassano, dopo aver esaminato le liste presentate dai candidati alla carica di sindaco di Oriolo e di Monte Giordano, ha deliberato di ricusare tutte e 4 le liste, avendo rilevato che le sottoscrizioni degli elettori presentatori risultano apposte sul modello privo di contrassegno della lista dei candidati. Pertanto, al momento nessuno di loro potrà partecipare alle amministrative del 26 maggio. Gli interessati intendono ricorrere al TAR della Calabria, che dovrà pronunciarsi entro pochi giorni per essere riammessi a partecipare. Diversamente si attiveranno per i 2 comuni i commissariamenti prefettizi. La cronaca adesso: 2 anziani caduti in un dirupo sono stati salvati dai vigili del fuoco nel Vibonese, il primo intervento a Monterosso e il secondo a Parghelia. Tragedia sfiorata nel Vibonese in 2 diverse occasioni ed in entrambi i casi decisivo è stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. A Monterosso un 65enne, per causa in corso di accertamento, è precipitato da un dirupo mentre stava tagliando l'erba in un terreno. L'uomo è ruzzolato a valle per oltre 15 metri. Sul posto, nei pressi della casa di cura Villa delle Rose a Monterosso, i vigili del fuoco hanno portato a termine le operazioni di recupero e poi sopraggiunto l'elisoccorso. A quel punto il 65enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro, dove è stato operato d'urgenza per la rottura della milza. Stessa sorte per un anziano di 87 anni scivolato in una scarpata a Parghelia, nella frazione Fitili, in località Scuteri, mentre si trovava in un suo appezzamento di terreno. Sono intervenuti anche in questo caso i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia, sempre insieme al personale sanitario del 118. Una volta raggiunto l'uomo è stato stabilizzato sulla barella, quindi è stato trasportato al presidio ospedaliero di Vibo Valentia, ma in questo caso le condizioni sono state meno difficili rispetto al precedente intervento.
Una lettera contenente un messaggio intimidatorio indirizzato ai vertici della UIL di Reggio Calabria è stata trovata sulle scale interne dell'edificio che ospita la sede del sindacato. Nella lettera si fa riferimento all'attività svolta nel settore della sanità nella provincia Reggina e nella Locride dal segretario generale della UIL Reggina Nuccio Azzarai e dal segretario generale della funzione pubblica UIL Nicola Simone. L'episodio è stato denunciato dai vertici del sindacato alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Questo atto intimidatorio, ha dichiarato il segretario generale della UIL calabrese Santobiondo, non colpisce solo Nuccio Azzarai, il gruppo dirigente della Locride, ma riguarda tutta la nostra organizzazione sindacale. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. 8 batterie da 100 colpi, un'altra 150 e un mortaio, il materiale pirotecnico che i carabinieri di Francica hanno trovato nei locali pertinenti il santuario di Maria Santissima della Cattolica a Mileto nel corso di una perquisizione. Nella sagrestia del santuario è stata praticamente scoperta una sorta di riserva di artifici pirotecnici detenuti illegalmente e di dubbia provenienza. Il materiale che avrebbe dovuto concludere i festeggiamenti è risultato privo di autorizzazioni. Il priore del comitato festa è stato denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione. 2 divieti di avvicinamento per stalking sono stati eseguiti dalla questura di Catanzaro in altrettante attività a Lamezia e nel capoluogo. A Lamezia la misura ha riguardato un 35enne obbligato a non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'ex moglie, che si è decisa a denunciare per maltrattamenti e aggressioni fisiche l'ex marito a seguito dell'ennesimo episodio di violenza ai suoi danni e del figlio di 7 anni colpito alla testa da un mazzo di chiavi. Nell'altro episodio il divieto è stato emesso nei confronti di un 51enne di Catanzaro dopo che la donna, stanca delle continue condotte violente, si è rivolta alla polizia. Le volanti della questura di Reggio hanno arrestato un reggino 48enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento ai danni di più negozi di Corso Garibaldi. È stato un cittadino a segnalare la presenza di un soggetto intento a sferrare calci contro la vetrina di un negozio d'abbigliamento. L'uomo è stato fermato dagli agenti con tutta l'area furtiva, è stato posto ai domiciliari in abbreviato e è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. A Cosenza l'ultima iniziativa dei 5 sensi di marcia è stata dedicata alla scoperta della Cosenza archeologica. Cosenza archeologica, la scoperta delle radici della città Abruzia. Questo è il tema dell'appuntamento di aprile con 5 sensi di marcia. Le escursioni legate al trekking urbano, promosse mensilmente dall'assessorato al turismo e marketing territoriale, guidato da Rosaria Succurro, alla riscoperta della città storica e dei suoi angoli più suggestivi, soprattutto quelli meno frequentati. Oggi andremo proprio alla scoperta delle radici della città, le origini della città, Brettia prima, Romana poi. Il percorso di oggi quindi sarà un percorso che inizia dal quartiere di Santa Lucia, dove ci aiuteremo nel racconto con i pannelli del Museo Storico all'aperto, per poi visitare una delle aree archeologiche della città che si trova all'interno di un palazzo signorile in via San Tommaso e arrivare poi a visitare un brevissimo tratto delle antiche mura della città, probabilmente le mura che la città aveva in epoca romana, e poi completare questo racconto con la ricchissima collezione del Museo Archeologico dei Bretti e degli Enotri. Il suggestivo itinerario è stato seguito da un folto gruppo di appassionati cosentini e non solo, che ancora una volta hanno confermato la bontà di una delle iniziative più longeve della città, che registra un numero di appassionati sempre in continua crescita. Lo sport come palestra di vita nel rispetto delle regole, il tema di un convegno a Pizzo, presenti il questore di Vibo e il presidente regionale del CONI. A Pizzo per parlare di sport come palestra di vita nel rispetto delle regole. L'occasione, voluta dal sindaco Gianluca Callipo attraverso l'organizzazione della delegata Giorgia Andolfi, ha rappresentato una interessante giornata di civismo per i presenti, tra i quali molti studenti dei diversi ordini, dalle elementari alle superiori. Il questore di Vibo Valentia, Andrea Grassi, ha puntato molto sul concetto di saper fare squadra, così come il viceprefetto aggiunto Manuela Currà. Il presidente regionale del CONI Maurizio Condipodero ha evidenziato i progressi fatti dello sport nella nostra regione. Parlare di sport per indicare ai ragazzi non solo l'importanza della pratica sportiva, ma abituarsi al rispetto delle regole.
non è solo salute, non è solo crescita, ma è soprattutto l'abitudine a rispettare le regole, quindi poi mutuarle all'interno della società civile. Di grande valore la crescita del settore paraolimpico che nel territorio vibonese, grazie all'impegno della delegata Elisabetta Carioti, è cresciuto significativamente, così come nel resto della Calabria, come sottolineato dal presidente del comitato regionale Antonello Scagliola, che ha ricordato i recenti importanti successi sportivi. Stiamo avendo delle grandi soddisfazioni, tenendo conto che noi abbiamo degli atleti abbastanza importanti nel mondo del paralimpico. Oltre Anna che appunto giorno 27 ha fatto questa gara internazionale a Milano e dove si è qualificata quarta, che è un risultato di tutto rispetto perché ha fatto i tempi necessari per poter appunto accedere alle Olimpiadi. C'è il discorso di Lorenzo che si è comportato benissimo nella corsa campestre. Abbiamo Ilaria Danna che è la capitana della nazionale femminile di basket in carrozzina ed è un atleta di Reggio, e Raffaella Battaglia che è nazionale del sitting volley, che è arrivata quarta agli ultimi campionati europei che si sono svolti in Olanda, Antonello Catalano che è campione italiano di tennis. Stiamo avendo veramente buoni risultati. Gli Amaranto vincono il derby con la Vibonese e raggiungono l'obiettivo playoff. Successo del Rende a Viterbo, il Catanzaro perde a Siracusa sbagliando 2 rigori. L'obiettivo sembrava sfumato soltanto qualche settimana fa, poi con il ritorno di Roberto Cevoli in panchina, la Regina ha saputo ritrovare serenità e risultati riuscendo a rientrare in zona playoff. Il successo nel derby con la Vibonese ha sancito l'accesso agli Amaranto di spareggi promozione e estromesso definitivamente i rossoblù di Orlandi, che chiuderanno la stagione a Potenza dopo aver dilapidato nell'ultima fase occasioni importanti. In una gara piacevole e abbastanza equilibrata, la Regina ha trovato l'accelerazione decisiva poco dopo la mezz'ora. Il vantaggio è arrivato grazie alla discesa di Salandria e alla sfortunata deviazione di Maciucca che ha messo fuori causa Mengoni. Dopo soli 4 minuti, dal tentativo di Bellomo è scaturito il raddoppio siglato da Dumbià, bravo ad approfittare delle incertezze a difesa di casa per andare a rete. L'1-2 ha rinsaldato le certezze della Regina e freddato la Vibonese che non è riuscita più ad abbozzare una reazione in grado di mettere in discussione il risultato. Per il Catanzaro continua la redazione complicata con i calci di rigore. Un penalty fallito a Castellammare ha cambiato il corso della stagione. I 2, parati ieri dal portiere del Siracusa Crispino, hanno forse compromesso la rincorsa al terzo posto, nonostante il pareggio del Catania a Cava dei Tirreni. A decidere l'incontro il colpo di testa di Vasquez su assist di Suaré, poi le 2 occasioni sprecate dal dischetto, le conclusioni di Fischnaller prima e Bianchimano poi, che l'estremo difensore siciliano ha neutralizzato diventando l'eroe di giornata. È una vittoria che sa di beffa quella del Rende a Viterbo, un successo netto che non basta però ai biancorossi per accedere ai playoff. I 47 punti conquistati sono ormai definitivi perché la squadra di Modesto riposerà nella prossima giornata e molto probabilmente sarà affiancata o superata da altre formazioni. Chiude comunque in bellezza il Rende al termine di un campionato che nel girone d'andata aveva fatto sperare in un finale diverso. Di Leveque il gol del vantaggio dopo soli 4 minuti. Ottimo l'inserimento del calciatore biancorosso. Immediato il pareggio dei laziali con l'azione insistita di Zerbini che batte Borsellini. Al quarto d'ora rete di Borello, lanciato alla perfezione da Aua per il 2-1. L'ex Crotone concede il bis a inizio ripresa su assist di Vivacqua, siglando la terza rete ospite. La gara continua ad essere vivace, ma il risultato non cambia fino al 90°. A Cosenza i campionati regionali di danza sportiva. La città di Cosenza da giovedì 25 a domenica 28 aprile ha ospitato al Palasport Domenico Ferraro i campionati regionali 2019 della Federazione Italiana Danza Sportiva. La scelta di Cosenza non è stata casuale, ma si inquadra nel ruolo trainante che la città Abruzia esercita in tutta la regione, soprattutto dopo l'ambito riconoscimento di città europea dello sport per il 2020. La scelta della città è dovuta al fatto che abbiamo notato una grandissima vicinanza e un grande supporto a quello che è lo sport e in particolar modo a quello della danza sportiva. Abbiamo trovato anche la possibilità di usufruire di queste infrastrutture, abbiamo avuto un grande supporto da tutta la città con grande accoglienza e soprattutto supporto anche alla comunicazione, quindi siamo veramente contenti. Cerchiamo di fare un gran lavoro per i prossimi
prossimi anni, già che questo è un comitato neoeletto, siamo in carica solamente dal 13 di gennaio, quindi siamo tutti proiettati affinché nella nostra federazione i nostri atleti abbiano la giusta collocazione e il giusto lustro. È stata una manifestazione imponente che ha visto impegnati circa 1500 atleti di tutte le età, alle prese con le diverse discipline sportive legate alla danza, dalle danze standard al latinoamericano, dal liscio unificato al ballo da sala, alle danze accademiche e coreografiche, fino alla street pop dance e alle danze caraibiche. Adesso le previsioni del tempo. Persistono correnti di origine nord-atlantica, pilotate da un centro di bassa pressione presente tra l'Alto Adriatico e i Balcani. Sulla Calabria attesa della variabilità sui settori tirrenici, con possibili piogge tra la serata di oggi e la notte seguente. Domani condizioni di moderata variabilità, specie nelle aree interne, con possibili isolati piogge, su Sila orientale e Marchesato e sui versanti orientali dell'Aspromonte. Ampie schiarite altrove nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo ai mari e ai venti. Domani ventilazione occidentale moderata sul Tirreno, tendente a divenire da maestrale, con mare mosso. Lo Ionio avrà venti dai quadranti meridionali tra deboli e moderati, con mare poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.